Ed ora andiamo ad Oristano da Nanni Rocca, un orafo la cui storia familiare inizia nell'Ottocento a Gavoi, in Barbagia, a Sagorte Manna. Una bottega dalla quale nascono oggetti di devozione, d'ornamento e amuleti. Per la nostra trasmissione però Nanni ha deciso di farci seguire alcune fasi della realizzazione di una ganciera, la cui funzione pratica è quella di unire due lembi di stoffa trattenendo mantelli o altre vesti. A 6 generazioni io ci sono arrivato. Con mio figlio, io sono la quinta, mio padre la quarta, poi c'è il nonno la terza, poi c'era il padre Lorenzo, poi un altro figlio. Siamo nati a Sagorte Manna, a Gavoi, partito là. Il primo del Rocca era un notaio che arrivava da Cagliari, che aveva lasciato questa eredità a un figlio di imparare quest'arte orafa. Ho voluto lavorare sulla canciera perché era uno dei gioielli, nonostante la sua importanza, rimaneva un po' nascosto, non si vedono nelle vetrine, sono molto personali ed è una tradizione che secondo me si sta perdendo da un bel po' di tempo. E si sta perdendo un po' in tutta la Sardegna, perché ognuno di queste cinte, di questi bei gioielli che servivano per sorreggere quello che è del grembiule, agganciarsi il corpetto, un cappottino, addirittura anche delle camicie. Stava scomparendo e io ho ereditato tante di quelle impronte antiche che ho iniziato a lavorare sopra le ganciere. È stata la mia prima mansione di orafo, ragazzino di 12-13 anni. Perché per fare questi lavori occorre essere in due, uno che gira la manovella e l'altro che fa la colatta in argento o d'oro. Che io ben ricordo facevamo le canciere tantissime per la zona, ad esempio per Desulo. Mio nonno era del 1864. Con i colori del costume di Desulo, infatti, se noi guardiamo questa canciera, leggiamo tutti i colori che portano il costume di Desulo. Mio nonno a Desulo andava a cavallo con Sischente, con un operaio che aveva, perché le strade non erano, i mezzi di trasporto erano pochi. Ecco, adesso sto collegando una parte della canciera dove adesso vado a saldare i 3 elementi che ho predisposto. Adesso un po' di riposo, nel mentre si sfredda l'elemento, perché se no non si può toccare, perché mi sa fuoco. Queste venivano fatte solamente in argento. Ganchos che servivano per un gabbano, per un cappottino, per un corpetto, un corsetto, un po' di tutto, per una sorta di manto che adesso lo chiamavano susauccio. Proseguiamo il viaggio iniziato con l'orafo Nanni Rocca, orafo da 5 generazioni e che lascerà il testimone al figlio Pierluigi. Nanni ci riporta quando nella bottega di suo padre muoveva i suoi primi passi e ci racconta in che modo avviene una tecnica particolare oramai in disuso, che è quella della fusione dell'argento con gli ossi di seppia, e soprattutto con lui scopriremo interessanti eredità del passato. L'unica cosa che mi colpiva nel periodo, diciamo, ragazzino di 12 anni, 13, 14, li ho sempre vissuti. Casa bottega era tutt'uno, quindi eravamo sempre là. Mi stupiva nel vedere questi sacchi di juta pieni di ossi di seppia. Cioè, vederli in un paese tipo il mio, Gavoi.
è una cosa un po' strana, cioè sai che li vedi in un paese di mare, e servivano proprio per questa tecnica che giustamente adesso viene superata, perché basti pensare che per ogni singolo elemento occorreva un osso di seppia, quindi il sacco si svuotava facilmente, diciamo, perché in una ganciera di solito c'erano sempre quei 15-20 elementi, poi c'era anche quella colata anche che non andava bene, quindi ossi di seppia se ne consumavano. Che io ben ricordo facevamo le canciere tantissime per la zona, ad esempio per Desulo. Veniva appiattito, si sfregava in una parte liscia e si portava alla perfezione, per qualsiasi difetto si lasciava, l'impronta che andiamo a fare lei lo riportava, quindi si vedeva nel manufatto. Poi si prendeva il manufatto che dovremmo riprodurre, ci si mette, perché altre soluzioni adesso ci sono dei liquidi tutti particolari, ma al periodo non esistevano. C'era carbone macinato. Perché il carbone macinato? Il carbone macinato serviva in modo che il manufatto non si incollasse all'osso di seppia, cioè l'impronta veniva fuori perfetta. L'ho poggiato sopra la base liscia e con questo attrezzo qua, sempre del nonno, andiamo a fare l'impronta. Dopo aver fatto l'impronta, traccio con una parte appuntita delle vie di respirazione del metallo. E qua c'è il foro di colata. Colata, ecco qua, dell'argento. Argento con del rame legato in base di solito tempi addietro si usava l'800 perché era molto più duro, cioè oggi si usa il 925, si ossida di meno, rimane sempre bello latiscente. Adesso vediamo l'impronta che abbiamo fatto precedentemente, eccola qua, una sorta di croce con l'impronta nella seppia. Ecco la seconda parte liscia che si sovrappone all'osso di seppia. Qua abbiamo il foro d'entrata. Giustamente questo va messo a fuoco, qua non abbiamo la forgia. A fuoco fuso si raggiunge quasi 800-900 gradi, se non di più. Adesso vi mostro come dopo la fusione cosa avviene. Eccolo qua. Qua c'era l'impronta di un cuore. Ed ecco il cuore qua. Dopo la pubblicità proseguiamo questo racconto e capiamo perché il tempo ha fatto sì che questa tecnica antica cadesse in disuso per fare spazio a lavorazioni più moderne. E poi ci trasferiamo a Samugheo per iniziare un nuovo viaggio e ci dedicheremo anzitutto alla realizzazione del copricapo femminile. Si evolvono le tecniche e gli ossi di seppia a cui sono legati i ricordi di Nanni Rocca lasciano spazio a tecniche più moderne. Per fortuna però in questa bottega, grazie al lavoro e alla passione di una famiglia, si conservano le impronte antiche di gangios e gancittos per realizzare le ganciere, che sono diffuse in numerosi paesi dell'isola, dall'Ogliastra alla Barbagia fino al Campidano. Oggi è tutto cambiato, tutto più semplice. Si prende il manufatto in argento, si vulcanizza, si fa l'impronta in gomma, di una perfezione impressionante. Cosa succede? Che io
per fare un'impronta non distruggono, non bruciano osso di seppia. E tornando a questo qua, oggi cosa si usa? Questo è un cilindro, questo si imprende, abbiamo un iniettore in cera, va con della pressione, esce della cera e si ottiene l'impronta. Questa è l'impronta in cera, eccola qua, perfetta. Questa è uscita da questa cera qua. Adesso voglio simularvi una caduta di un rosario. Croce, Cristo, Dominedda e Spartidore. Comunque tutta roba che usava mio nonno, da mio padre e così via, da tanto. E dirò anche di più, tra questi ci sono diverse varianti, anche Domineddas con diverse varianti, piccole, grandi, medie. Un capitale che ho ereditato. Ganchos e gancitos, con catena o senza, per corsetto. Ganci coriformi, maschi, femmine. E qua un'altra serie un po' più piccola. Più che altro queste sono delle maglie che servivano per formare una sorta di catena. Catena con che Angelum, che veniva usata a Busacchi, con la croce. E questo è storia di Rocca. Queste sono tutte le impronte in piombo. Addirittura dove non si conservava l'argento si vendeva subito, le altre sono rimaste, invece queste di piombo. Anche qua troviamo delle impronte antichissime. Sa ganciera a conca e mortu. Questa la trovo in quasi tutte le ganciere in Sardegna. L'ho trovata nell'Iglesiente, l'ho trovata tipo nella zona là, Villa Sor, l'ho trovata in Ogliastra, l'ho trovata a Desulo, l'ho trovata a Busacchi, un po' dappertutto.